a tutti. È solo di 2 giorni fa la notizia che Mario Molinari viene posto agli arresti domiciliari, accusato di omicidio stradale per aver causato la morte di Ilaria Mirabelli. L'uomo era alla guida dell'auto sotto effetto dell'alcol e di droga, riferiscono i carabinieri. Dopo le indagini del GIP del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno dispone l'arresto per Molinari. L'uomo di cosa è accusato? È accusato di essere stato alla guida dell'automobile Volkswagen Up il 25 agosto scorso nei pressi di Lorica in Sila, dove muore Ilaria Mirabelli. L'accusa nei confronti di Mario Molinari è quella di omicidio stradale. Oggi abbiamo in studio con noi l'avvocato della famiglia Mirabelli, l'avvocato Guido Siciliano, a cui do il mio personale benvenuto, ma anche il benvenuto da parte della redazione e di tutti i componenti di Libere. Abbiamo anche con noi l'ingegnere Fabrizio Coscarelli. Eccolo qui, anche lui consulente della famiglia Mirabelli. Adesso, insomma, con loro faremo e cercheremo di entrare nei fatti dopo questa ordinanza che diciamo, ha lasciato veramente tutti un po' senza parole, per quanto diciamo, si aspettava, no? Era ipotizzabile alla luce degli elementi che giornalisticamente man mano venivano fuori, era ipotizzabile un epilogo del genere, ma ancora la storia, a nostro avviso, è tutta da scrivere. Partiamo, do il benvenuto ovviamente alla professoressa Simonetta Costanzo, all'avvocato Margherita Corriere e a Luca Chianelli, direttore del Centro Investigazioni Scientifiche. Partiamo con un altro caso di cui ci siamo occupati nella scorsa puntata e che continueremo con la massima, direi grandissima e continuata nel tempo attenzione del caso dei bambini maltrattati, ricoverati presso il nosocomio cosentino. Noi abbiamo intervistato nella scorsa puntata il primario del reparto di chirurgia pediatrica e devo dire che quella intervista è stata oggetto veramente di numerosissimi commenti di persone che davvero erano increduli rispetto a quello che ci ha raccontato il professor Fauzi Shoaeschi. Ora, qual è la notizia relativamente a questo caso? Poi nella prossima puntata andremo nei dettagli. La notizia è che ciò che avevano ipotizzato sia i carabinieri ma anche i giudici, cioè del fatto che a cagionare le lesioni fosse stato il compagno, il nuovo compagno della mamma, in un certo senso ha trovato talmente tanto riscontro che dagli arresti domiciliari dove era, diciamo, che scontava per altre ragioni, viene allocato come vedete appunto in carcere, resta in carcere il compagno della mamma, ma quindi diciamo c'è un primo, poi ci sono state delle intercettazioni che devo dire leggerle mi ha fatto veramente molto specie, nel senso che ti restituiscono uno scorcio di realtà familiare davvero complicato anche da raccontare, ma vedremo nel mercoledì prossimo quali sono state le evoluzioni. Nel mentre giornalisticamente è sicuramente da segnalare l'aggressione ai giornalisti di Mediaset ad opera del papà biologico dei piccoli che spara al loro arrivo dalla finestra. Chianelli non con un'arma da fuoco ma sicuramente un'arma da sparo. Ci spieghi la differenza? È un'arma ad aria compressa, si tratta di un'arma da sparo, ovviamente può essere pericolosa soltanto se vieni attinto in distretti corporei sensibili, tipo il distretto oculare. Ovviamente rimane la gravità del gesto, ma prontamente poi sono intervenuti gli uomini del comandante Attanasio del radiomobile di Paola con il brigadiere Perri e hanno riportato la situazione in sicurezza. Allora, noi ci siamo occupati, e mi rivolgo all'avvocato Siciliano e all'ingegnere Coscarelli, veramente a distanza di pochissimo tempo, circa dopo 10 giorni, 12 giorni, un po' tutta la città, no, è rimasta attonita rispetto alla morte di questa giovanissima donna.
E ci siamo anche più volte interrogati tutti noi di Libera su quale fosse stata realisticamente, no, la dinamica dei fatti, partendo proprio da un sopralluogo che facemmo all'epoca, fine agosto, proprio lì dove era accaduto il fatto. Partiamo proprio con il primo video, video 1, sulla strada dritta. Questa era l'evidenza che venne fuori. Questa strada è veramente quel tratto di strada, dovrebbero esserci, lo chiedo alla regia, ci sono delle foto che ci fanno capire, devo dire, io sono stata sul luogo dell'incidente, quello che, anzi ringrazio Alessandra Barone che era con me, che mi ha dato una mano. Quello che colpisce di questo tratto di strada, intanto che non si tratta di una curva a gomito, intanto che si tratta quasi di un rettilineo, ed effettivamente colpisce il fatto che non ci siano nessun accenno, nessun segno di frenata diciamo sulla strada. L'altra cosa che colpisce è che effettivamente il punto in cui la macchina si accappotta è un punto in cui non ci sono alberi, non ci sono, come posso dire, ostacoli, no, su cui potersi imbattere, e non si tratta realisticamente di un burrone in cui la macchina cade, è un avvallamento del terreno che è scosceso, ma non è propriamente un burrone. Allora, io vedevo l'ingegnere Coscarelli, parto a questo punto con lei, che annuiva diciamo su alcune parti, no, di questo discorso. È coincidente quello che io dissi all'epoca? Sì, lo è. Intanto può specificare ai nostri telespettatori, lei è consulente di cosa per la famiglia? Io sono un consulente tecnico modale, faccio l'analista ricostruttore di incidenti stradali e sono il consulente tecnico proprio per la ricostruzione del sinistro della famiglia Mirabelli. Questi aspetti che lei ha evidenziato in questo reportage effettivamente sono i punti che hanno acceso, diciamo, una lampadina anche a noi quando abbiamo fatto i sopralluoghi nell'immediatezza, perché noi conosciamo tutti la strada che dal lago Arbo porta al centro abitato di Lorica, ma là siamo in una direzione opposta rispetto al centro abitato, e quindi già questo rappresentava un primo elemento, diciamo, di dubbio, perché certo, non si fosse intrapreso, diciamo, la strada per tornare verso Cosenza, ma si fosse intrapreso la strada con direttrice opposta. E l'altro punto è esattamente questo: è quel tracciato stradale, un tracciato che è caratterizzato da tornanti, ma l'unica area, l'unica zona dove invece ha uno sviluppo diverso, che come diceva lei è uno sviluppo quasi rettilineo, è esattamente il luogo del sinistro. Non ci sono guardrail peraltro? Non ci sono protezioni, diciamo, rispetto alla scarpata, però dipende anche dalla pendenza di questa scarpata. Pare che sia al 30% come pendenza. È una pendenza che è variabile, nel punto, diciamo, dove la macchina poi si è ribaltata, ovviamente la pendenza è maggiore rispetto al tratto però iniziale, dove invece la pendenza è modesta. Per cui... Ingegnere, io questa domanda gliela devo fare perché intanto vorrei precisare una cosa per correttezza nelle informazioni che diamo e che noi abbiamo invitato a partecipare in trasmissione, ovviamente l'avvocato Nicola Rendace, che veramente in maniera garbata e gentile ci ha risposto che al momento preferiscono, diciamo, hanno assunto, ecco, questa decisione collegiale di non rilasciare nessun tipo di interviste, per cui, ecco, voglio dirlo proprio perché per par condicio ci sembrava corretto ovviamente coinvolgere entrambe le parti. Allora, io una domanda però gliela voglio fare, perché intanto ce l'hanno fatta tantissimi telespettatori, devo dirle che attraverso Messenger, poi sono certa che anche dopo questa trasmissione ne arriveranno tantissime, ci chiedono tutti: ma c'erano dei segni, quelle famose strisciate nere, no? Dei segni di frenata? Perché io ci sono stata e non ne ho visti, ma magari erano stati levati, ecco. Facciamo una premessa che ovviamente noi stiamo
parlando sulla scorta di quelli che sono gli atti in questo momento in nostro possesso. Certamente il fatto di aver espletato un sopralluogo nell'immediatezza però ci ha permesso di crearci una serie di problematiche che abbiamo portato anche all'attenzione della Procura. Infatti poi abbiamo verificato con mano che poi tutti gli accertamenti che la Procura ha inteso fare per tramite della Polizia Giudiziaria Delegata, ma anche e soprattutto per tramite dei loro consulenti, ha poi ha incominciato a dare qualche luce rispetto... Sono state accolte in un certo senso, in qualche modo sì, rilevanze. nel senso che quantomeno c'era da rispondere su alcuni quesiti importanti, come era l'assenza della traccia di azione frenante, cioè come faceva un veicolo che percorreva un tratto di strada ampio e rettilineo, ripeto, l'unico tratto di strada lungo quel tracciato, a non aver lasciato delle tracce apparenti o di azione frenanti o di scarrocciamento. Questo era un punto su cui andava fatta una riflessione. chiarezza. Allora, guardate, intanto coinvolgo l'avvocato siciliano. Avvocato, di lei ha sempre colpito il fatto che è stato, non ha mai detto una parola in più, una parola dettata dall'istinto, dall'ira o dalla direzione che ci poteva stare, no? In un caso del genere, avendo avuto a che fare in maniera diretta con la famiglia di Ilaria. E anche la famiglia di Ilaria ha sempre avuto un atteggiamento assolutamente pacato. Ecco, questa cosa ha colpito un po' tutti. Siamo al 25 agosto, lei le viene dato ovviamente mandato e lo dobbiamo dire perché grazie a lei e alla querela che poi presenta che queste indagini partono in maniera diversa da come erano partite. Allora, faccio una premessa, la famiglia di Ilaria Mirabelli ha veramente una dignità molto forte, perché ancora ora, anche perché in questo momento siamo ancora nella fase delle indagini, siamo nella fase Avvocato, ma sono state chiuse le indagini o ancora no? In questo momento, diciamo, l'ufficio di procura ha ritenuto che vi erano dei gravi indizi nei confronti dell'indagato e ha ritenuto di richiedere al GIP una misura cautelare, ma chiaramente ancora siamo in una fase di indagine. Chiaramente. Quindi la Procura aveva richiesto l'arresto, Avvocato, ce lo conferma, e poi il GIP ha dato ovviamente gli arresti domiciliari. Sì, la misura aveva chiesto, la Procura aveva chiesto la misura del carcere. Del carcere, chiedo scusa. Invece sì, il GIP ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate con gli arresti domiciliari. Ritornando al discorso della famiglia, quindi diciamo, noi ancora oggi la famiglia di Ilaria Mirabelli ricerca solo ed esclusivamente la verità. Fa benissimo a sottolinearlo, Avvocato, questa cosa, fa benissimo, perché noi dobbiamo partire da un punto fermo, che è la presunzione di innocenza di tutti, ma partiamo anche dal fatto che tutto... Io faccio l'avvocato, quindi si figuri se io non so bene che c'è sempre una presunzione di innocenza, e tra l'altro sarebbero stati pronti anche ad avere come risultanza la circostanza che guidasse veramente Ilaria, certo, quell'autovettura. Cioè non è che c'era un preconcetto da parte nostra, c'erano delle situazioni che non ci tranquillizzavano. Nel momento in cui è stata espletata l'autopsia nell'immediatezza, ci siamo resi conto, anzi il medico legale, il dottore Chimens, le prime risultanze, voi siete partiti con la querela. Si è reso conto il nostro medico legale, il dottore Chimens, che c'erano delle gravi lesioni che in qualche modo dovevano essere, secondo noi, approfondite, e in un primo momento, a dire la verità, l'ufficio di procura utilizza anche questa forma di iniziare un procedimento mettendo sostanzialmente come ipotesi di reato iniziale un'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti. Non è la prima volta, certo, e non c'è niente di anomalo nel fare questo tipo di attività. È chiaro che nel momento in cui poi noi abbiamo fatto tutta una serie di indagini, perché prima di depositare la querela all'ufficio di procura, noi per 10 giorni insieme con l'ingegnere Coscarella abbiamo fatto tutta una serie di indagini, acquisizioni, testimonianze. Continuiamo a ripercorrere il nostro racconto partendo proprio dallo speciale che facemmo. Allora, qui
che cosa accade? Accade che c'è questo incidente e prima di capire com'è che poi chi è che chiama chi, c'è un'altra cosa che all'epoca ci colpì molto, soprattutto, dobbiamo dirlo, al direttore del Centro Investigazioni Scientifiche, no? C'è stata una sorta di sopralluogo sicuramente da parte delle autorità competenti sul luogo in cui questa macchina ha ruzzolato, poi si è insomma capovolta ed è stata ritrovata. Vengono fatti gli accertamenti e ritorniamo tutti a casa, se non fosse altro che qualche giorno dopo o il giorno successivo, guardate un po' che cosa troviamo sulla scena dell'incidente. C'è stata una polemica su questi reperti perché alcuni giornalisti hanno fotografato degli occhiali, lo specchietto retrovisore e uno specchietto, attenzione, uno specchietto retrovisore e alcuni sacchetti, dovremmo avere le foto, alcuni sacchetti che servono in genere chi è proprietario, noi che siamo proprietari di cani sappiamo che quando usciamo, puoi ingrandirla Luca anche questa, eccoli, se sono stati trovati a bordo strada o meglio un po' più giù, sono stati ritrovati questi oggetti, degli occhiali neri frantumati, questo specchietto retrovisore. Quindi interveniva di seguito sul posto su disposizione del PM personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza in un momento successivo, perché il primo arrivo invece è quello dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore. Questi diciamo, oggetti sono stati ritrovati. Noi dovremmo avere una serie di fotografie, una in particolare che diciamo, sono immagini di, eccola qua, sono immagini dell'autovettura e del luogo in cui è stata ritrovata ovviamente l'autovettura ed è un luogo in cui, ecco, mi rifaccio ancora una volta all'ingegnere Coscarelli, è un luogo, devo dire la verità, dove non c'è una grande, almeno all'epoca non c'era una grande vegetazione. Ecco, non so se posso farla a lei o diciamo la faccio all'avvocato anche siciliano, non sono stati cercati, non sono stati visti questi reperti o diciamo, ecco, possono non essere di proprietà di Ilaria o del Molinari. In un primo momento, visto che l'ufficio di procura aveva iniziato con l'ipotesi di reato di omicidio, cioè con un'ipotesi di reato diversa rispetto a quella che poi noi abbiamo prospettato, chiaramente i carabinieri che sono intervenuti nell'immediatezza hanno ritenuto, sostanzialmente credendo alla versione del Molinari che guidava lui, di non fare questo di non repertare nulla, tant'è che io insieme all'ingegnere Coscarella abbiamo sequestrato, anche se impropriamente per un difensore, però noi come indagini difensive possiamo fare anche questo tipo di attività, una maglia che noi ritenevamo essere la maglia utilizzata dall'indagato quel giorno attraverso la visione. Ma sa perché glielo chiedo, avvocato? Perché poi siccome io sono andata a leggere le conclusioni difensive, in realtà questa cosa viene utilizzata dalla difesa, dice siccome che l'autovettura non è stata coperta con dei teli in maniera preliminare, quindi non è possibile più fare determinati accertamenti, quindi addirittura ne trae un elemento difensivo da una sorta di procedura, diciamo, scelta all'inizio e valutata all'inizio opportuna. Ecco, Chianelli però su questo disse all'epoca delle cose, no? Io ricordo sì, che... la scena del crimine è importantissima nelle primissime fasi, però nel caso di specie diciamo che con le fotografie, con attività, anche con quello che hanno trovato comunque i RIS, riteniamo, chiaramente questa è la versione dell'accusa, chiaramente ci entriamo sempre in punta di piedi e in questo momento è bastata per la gravità indiziaria, che non significa chiaramente nulla, però esiste al momento, e comunque questi elementi successivamente sono stati valutati. Arriviamo anche ai RIS, prego Chianelli. Allora, quello che dicevamo in quello speciale è che in un caso di sinistro stradale, quantomeno dubbio, perché comunque c'erano dei dati, degli elementi che andavano poi, delle tessere, no? Che andavano incastrate, ci sono voluti dei mesi, però si doveva e si deve lavorare sempre in modalità forense, perché come dicevamo a scalare ci siamo sempre, no? Perché se una scena del crimine potrebbe essere una scena del crimine, e lo è una scena del crimine nel senso di delitto, di omicidio colposo, adesso sembra ci sia orientati,
I reperti sono dei testimoni silenti di quello che è accaduto e se in quel momento, come diceva l'avvocato prima, se il carabiniere di turno non fa il proprio lavoro alla perfezione, che non è quello di giudicare se un sinistro oppure potrebbe non essere un sinistro. Sicuramente l'intuito, l'intuizione ha un peso, è un peso importante e investigativo, però in quel momento è una raccolta di elementi, infatti sono dei rilievi tecnici e non degli accertamenti che si fanno sulla scena del crimine. È una fase di acquisizione, senza nessuna elaborazione o giudizio tecnico. Dobbiamo proteggere la scena e dobbiamo poi mettere l'autorità giudiziaria nelle condizioni di poterle valutare successivamente. Questa è una valutazione che noi facemmo all'epoca. Se il regista mi aiuta e poi do la parola all'ingegnere Coscarelli, il video autovettura. Luca, se possiamo rivederlo, l'RVM. Bisogna far parlare il corpo, i corpi e anche l'autovettura, perché l'autovettura trattiene tracce, segni, elementi, informazioni della dinamica dell'evento, quindi sia un sinistro stradale che sia una domanda, ma in genere queste autovetture, questa autovettura, no? L'iter qual è? Quello di sarà stata posta sotto sequestro, sarà stata coperta, perché immagino che se c'erano delle fossero state, diciamo, in qualsiasi dei capelli, per dire, di Ilaria, se viene lasciata sotto la pioggia probabilmente si lava tutto. Quello che dicevo prima è che la protezione, intanto i rilievi che bisogna fare, la protezione della scena significa che nei casi in cui ci sia nell'immediatezza, nella polizia giudiziaria, nella procura, qualcosa che non torna o che potrebbe non tornare, allora si deve procedere come se fosse omicidio, anche se non lo è. Ma anche a tutela di Mario Molinari, guardate, a tutela perché cioè, si deve procedere come se fosse omicidio, significa utilizzare tutte le procedure, però in modalità forense, perché sostanzialmente a scalare ci siamo sempre. Se partiamo pensando l'ipotesi, no? Quindi repertiamo i reperti come se fosse un omicidio, quindi con i guanti attenti, no? Alle tracce biologiche, come si dice, sequestriamo l'autovettura, la trasportiamo in determinate condizioni e la conserviamo in un deposito giudiziario al coperto, perché ricordiamo che in questi giorni è piovuto più volte, speriamo che sia stato fatto. In questa direzione. Allora, ingegnere Coscarelli, si trova d'accordo con il punto di vista del direttore del Centro Investigazioni Scientifiche? È esattamente quello che noi abbiamo auspicato dall'inizio, nel senso che tra l'altro l'area di interesse era un'area che non coinvolgeva il piano stradale, era tutta legato al repertamento di tracce e di detriti che erano legati a una zona esterna alla zona, diciamo, di traffico, quindi poteva essere certamente fatto un repertamento più adeguato e conforme. Di certo che cosa succede però? Che la presenza di tracce lungo la scarpata, la serie di impatti che l'autovettura ha contro una serie di ostacoli e il ribaltamento e la statica finale, che fortunatamente sono stati comunque documentate sotto un profilo fotografico, rappresentano degli elementi oggettivi, dei dati oggettivi da cui, soprattutto per un discorso di analisi cinematica e di quella che è la ricostruzione del sinistro, rappresentano dei punti chiave su cui non si può sfuggire, non si può transigere. Assolutamente. Allora, avvocato siciliano, invece ci sono, e adesso prima di andare in pubblicità le lancio la domanda, in questa storia, oltre a tutta una serie di accertamenti importantissimi, no, che poi hanno determinato nella procura anche una scelta, no, sia investigativa che poi nell'ordinanza, c'è anche un'attività testimoniale importante, ci sono dei testimoni, è vero, ce lo conferma questo? Sì, per quelle che sono, diciamo, le nostre informazioni, perché noi comunque come parte offesa non abbiamo avuto accesso al fascicolo o comunque ne abbiamo avuto accesso solo in parte al fascicolo della procura, perché solo il difensore dell'indagato prima dell'interrogatorio di garanzia ha avuto accesso al fascicolo, ma per quelle che sono le risultanze di cui noi siamo venuti in possesso,
ci sono comunque dei testimoni Che vedono sono Mario stati Molinari alla guida. sentiti e alcuni testimoni che in realtà non sono stati sentiti perché non identificati ai noi nell'immediatezza e né successivamente sembrerebbe che siano stati diciamo... E su questo ci ritorniamo perché me lo ha detto anche lei prima, una cosa alla quale lei tiene molto, ci ritorniamo subito, ma andiamo veramente pochissimi secondi in pubblicità, tra poco. C'è una testimone che racconta, viene sentita dai carabinieri e racconta di aver visto questa autovettura sfrecciare ad una velocità sostenuta, anche diciamo quasi facendole paura, tant'è che tanto andava veloce, che trova poi conferma in quanto all'orario anche nel TGM delle rilevazioni proprio dell'ANAS, del traffico giornaliero medio, che traccia in effetti proprio nello stesso orario il passaggio di due autovetture, con una compatibile proprio con le misure della Volkswagen. Quindi viene confermata, diciamo, questa donna, che non solo aggiunge di averlo visto bene in volto, di ricordare il colore della maglietta e addirittura il colore dei capelli brizzolati e addirittura del particolare che non indossava in quel momento gli occhiali. Ma è lo stesso Molinari che a un certo punto conferma che la iniziale direttrice di marcia, Lorica Aprigliano, venne ad un certo punto invertita perché si erano accorti che, dice lui, in quella direzione non avrebbero mai raggiunto la coppia degli amici, invece il luogo dell'appuntamento era Camigliatello, o meglio il rifornimento, no, sulla superstrada di Camigliatello, fissato per l'appuntamento. E a quel punto, diciamo, loro fanno questa inversione di marcia. Un'altra cosa importante in questa storia sono i rilievi che vengono fatti proprio a cura dei RIS di Messina all'interno dell'abitacolo, e anche a tal proposito noi nel nostro speciale Luca Chianelli disse questo: dobbiamo andare al video sedile 1, LRVM sedile 1. Una cosa banale, no? Che però si fa è quella, diciamo, di guardare il sedile come è posizionato, no? Perché a seconda dell'altezza di ognuno di noi può essere diverso e può essere utile alle indagini per indirizzare in una direzione anziché che un'altra. A seguire, Luca, vediamo quello l'LRVM sul DNA. Quello che si va a fare, ovviamente tute, mascherine, guanti, perché ci sono delle tracce dattiloscopiche ma soprattutto biologiche che potrebbero essere utili ai fini dell'indagine. In questo caso ovviamente si vanno a fare dei campionamenti sul volante, sulla leva del cambio, perché lì potremmo trovare delle tracce biologiche. Ovviamente non sono discriminanti di per sé, perché se la macchina poteva essere in uso ad entrambi, è chiaro che possiamo trovare dei profili misti, però noi dobbiamo intanto acquisirli prima che vengano fatti, no, dall'ingegnere che ricostruisce la dinamica. Dobbiamo acquisire queste tracce che potrebbero disperdersi. In questa fase poi dobbiamo analizzarli, perché se troviamo tracce soltanto di lui bisogna ragionarci perché lei non c'è, perché è ragionevole aspettarsi, ritenere, no, che se era lei alla guida ci siano anche le sue tracce. Ovviamente se le troviamo non sono databili, quindi magari potevano essere del giorno prima dell'andata e non del ritorno. Poi non si capisce neanche se gli airbag sono scoppiati, questo non lo sappiamo. Bisogna farlo con queste tracce, quindi in modalità forense, banalmente, quindi sulle superfici da una parte e dall'altra tracce biologiche che siano correlabili all'evento. Quindi anche la marcia innestata, Luca, tu mi spiegavi, sì, può allora essere a volte può essere discriminante. utile alle indagini vedere la distanza che c'è tra il sedile del guidatore rispetto al volante o alla pedaliera, no? Quindi ai pedali, perché qualora ci fosse una importante differenza di statura tra i due, ovviamente parlo per casi precedenti, è capitato di un soggetto che era 1,80 m, quindi il sedile lo trovavamo all'indietro. Certo. Se la ragazza fosse
diciamo, notevolmente, no, di statura inferiore, magari non arriverebbe ai pedali, quindi potrebbe essere, nonostante magari si metta nella posizione davanti, o viceversa, se il soggetto è molto alto magari non entra in quella posizione, quindi potrebbe essere, però sono soltanto delle indicazioni in linea di massima. Allora, come avete visto un po' tutti questi punti, no, sui quali noi ci eravamo interrogati, poi in realtà insomma, abbiamo avuto risposta, ingegnere. Sì, sono stati tutti sviscerati. Diciamo che inizialmente ce li siamo posti noi questi interrogativi, soprattutto sul discorso del sedile, perché avevamo preso le misure, quindi avevamo fatto con l'avvocato siciliano una prova, perché abbiamo la fortuna che la sorella aveva la stessa, diciamo, statura, e quindi abbiamo potuto fare una prova pratica di verifica che abbiamo consegnato in procura nell'interesse processuale, quindi di tutte le parti. E effettivamente questo poi ha dato seguito a una serie di ulteriori indagini, ulteriori sviluppi fatti anche dai consulenti della procura, e su questo ci sono degli elementi fondamentali che emergono anche dalle consulenze che sono in atti e che danno riscontro per un risultato che possiamo giudicare oggettivo. Certo. Simonetta Costanzo, viene anche appurato che l'indagato agiva sotto l'effetto di sostanze, di droga e di alcol. Quanto questo ha potuto incidere anche, no, sui tempi di reazione rispetto ad un accaduto? Tantissimo. Infatti io ritengo che quando accadono questi delitti efferati, in questo caso non trattasi di delitto, almeno non lo sappiamo ancora, ma comunque in generale, i soggetti sono sempre sotto effetto di sostanze psicotrope. Che riducono ovviamente i tempi anche di reazione, di un'eventuale frenata, di una... Esattamente, ma poi si diventa anche più slatentizzati, quindi aggressivi o impulsivi, cioè la droga e l'alcol in particolare tende a farti rischiare, ad oltrepassare quel limite che è il limite della razionalità, della ragionevolezza. Allora, guardate, da quello che si è potuto evincere, l'autovettura su cui viaggiavano Ilaria e Mario, non per pochi metri, ma per quasi 100 metri, no, invade, ingegnere, l'altra corsia. Sì. Quasi come se ci fosse una disattenzione continuata, no, per un lungo periodo di tempo da parte di chi era effettivamente alla guida in quel momento, e che solo il fatto che arrivasse nell'altro senso di marcia un'altra autovettura che quindi si rendeva conto che avrebbero fatto un frontale, quindi sollecitava con dei colpi di clacson l'attenzione del guidatore, non causa un frontale, perché a quel punto chi era alla guida sterza, in questo caso come sostiene la procura il Molinari sterza, e quindi poi ovviamente finisce come sappiamo. La domanda che poi arrivo all'avvocato siciliano è: una disattenzione, e lo chiedo anche a Simonetta, ma anche a Margherita, anche a Luca, di così lungo tempo, cioè 100 metri, cioè la distrazione al volante, no? Me la immagino di qualche secondo, no? Poi rientri nella tua carreggiata tranquillamente. Ci fa porre delle domande: che cosa stava accadendo, cioè che cos'è che distraeva in quel momento in maniera così pregnante chi conduceva l'autovettura? Infatti, se io posso dire la mia sull'argomento, è al di là di quello che è accaduto all'autovettura, mettiamola così, ecco, è molto importante invece andare ad approfondire che cos'è questa coppia, cioè che rapporto c'era tra questi due ragazzi e cosa stava accadendo. E solo con la psicobiografia si può capire veramente cosa è accaduto all'interno di quell'autovettura. Perché questi colpi di clacson, ingegnere, tecnicamente che cosa fanno? Richiamano sostanzialmente l'attenzione e... Allora, l'elemento che lei ha agito è un elemento che per noi è giunto nuovo, nel senso che abbiamo scoperto una volta che abbiamo esaminato la consulenza tecnica, da cui appunto
ricaviamo questa informazione. Come dicevamo prima, è un tratto in rettifilo, quindi è un tratto che non dovrebbe condurti a un'invasione di corsia dall'altra parte, perché oggettivamente lungo quel tracciato è la zona, diciamo, più agevole. È più verosimile che qualcosa o qualcuno ti stia distraendo in quel Esatto, quindi momento. vuol dire che c'è qualcosa che distrae l'attenzione del conducente, e l'attenzione viene richiamata nel momento in cui è il suo antagonista, che non conosciamo e che speriamo di conoscere, che ci segnala questa situazione anomala e che induce poi a una manovra di reazione. Avvocato Siciliano, ne parlavamo prima, no, a telecamere spente. Io le ho fatto proprio questa domanda, perché a questo punto che cosa accade? Che la coppia che diciamo procedeva in controsenso, per intenderci quella che dà i colpi di clacson, si ferma ma allerta una terza persona, che poi è l'unica che viene identificata e sentita dai carabinieri, e dice: guarda, una macchina è precipitata ed è una ragazza in maniera particolare, così lui la definisce, che dà il maggior numero di indicazioni a questo signore, che in realtà è colui che poi contatta il 118. Che cosa vogliamo dire, avvocato? Quanto sarebbe importante invece che queste persone, insomma, si facessero vive? Allora, come diciamo noi, la testimonianza è una testimonianza de relato, cioè noi abbiamo saputo da questo signore che ci viene sentito dai carabinieri nell'immediatezza, a dire la verità anche poi a distanza di tempo, proprio per capire, di cercare di individuare questi due soggetti, riferisce per l'appunto di questo aspetto dell'invasione della corsia e del clacson, del suonare più volte il clacson per attirare all'attenzione e per evitare uno scontro frontale. Sarebbe per noi, per la famiglia di Ilaria Mirabelli, assolutamente indispensabile che questa coppia, quest'uomo e questa donna, questa ragazza e questo ragazzo si presentassero agli inquirenti, all'ufficio di procura, perché da quelli che sono gli atti in nostro possesso sembrerebbe che non l'abbiano fatto e gli inquirenti non siano riusciti a risalire a questa coppia di persone, perché darebbero un contributo molto importante in direzione della verità. Chiaramente io faccio l'avvocato, noi di solito in tribunale riusciamo ad arrivare sempre a una verità processuale che il più delle volte, diciamo, si cerca di allineare con quella della verità reale. Questa testimonianza potrebbe darci un grosso contributo affinché quella che è la verità reale possa avvicinarsi a quella che è la verità investigativa e quindi una verità processuale. Guardate, lo faccio anche io questo appello, mi associo veramente all'avvocato Siciliano. Io quello che vorrei dire è che è morta una ragazza di 39 anni, io lo dissi durante lo speciale, che questa storia mi ha particolarmente colpita, perché anche io ho una sorella e mi sono spesso immedesimata, no, in Alessia, che insomma è lì, magari sta presa a fare tante cose, e che qualcuno invece la chiama, attira la sua attenzione e le dice: guarda che tua sorella non c'è più, è morta. E questa cosa, devo dire, per chi ha delle sorelle, fratelli, insomma, deve essere qualcosa di sconcertante, per non parlare del dolore ovviamente di questa famiglia. Io credo valga la pena, no, poter dare un proprio contributo. Magari poi non servirà a nulla o servirà a tanto, però bisogna, ecco, avere il coraggio di compierlo alcune volte, il proprio dovere, per fare la differenza nella propria vita e anche in quella degli altri. Il Molinari ovviamente sostiene e dichiara di essere uscito quella mattina, il 25, con Alessia, dichiara di aver fatto, con Ilaria, dichiara di essersi fermato presso un noto bar di Cosenza, aver fatto colazione con Ilaria, essersi poi recati in una località limitrofa a Cosenza, dove in un altro bar del centro di quella località ha fatto aperitivo insieme ad Ilaria e ad altre persone, per poi essersi recati effettivamente in questo ristorante
sulla riva del lago che c'è appunto a Lorica e lì aver pranzato insieme ad altri amici. Un dato importantissimo che colpì tutti e che ha colpito tutti, soprattutto i proprietari di cani, è che insieme ad Ilaria c'erano i suoi due cagnolini, Milù e Lupetta. Eccola, questa foto è veramente dolcissima, che è lo stesso Molinari a dichiarare, a confermare la presenza di questi cani, che dice lui stesso di averli fatti accedere nell'autovettura nel vano del portabagagli. Ora, questi cani sostanzialmente sono stati, in un primo momento non si sono ritrovati, sono stati ritrovati a distanza diversa l'una dall'altra e in posti non vicinissimi all'evento incidente. Un'altra particolarità, almeno che per chi ha cani ha un significato, cioè desta la nostra attenzione, è il fatto che questi due cani sono stati ritrovati e recuperati con indosso la pettorina e il guinzaglio, cosa che generalmente io quando metto i miei due cani in macchina levo sempre il guinzaglio, perché essendo in due possono con delle manovre magari anche giocose procurarsi delle lesioni o addirittura soffocarsi. Quindi anche questa è una stranezza di questa vicenda. Ed ancora il Molinari riferisce che terminato il pranzo è lui stesso a rendersi conto di aver bevuto troppo e di dire ad Ilaria di non potersi mettere alla guida e quindi di chiedere ad Ilaria di mettersi lei alla guida. Questo è quello che dichiara, è vero, avvocato? Sì, da quello che sono le indagini, questa è la versione dell'indagato. Chiaramente sugli aspetti prettamente processuali non vorrei entrare eccessivamente, anche per rispetto del collega e della difesa. Chiaramente a noi quello che ci interessa, torno a ripetere, la famiglia ha bisogno di sapere la verità, quella che riusciamo a far risalire attraverso le indagini. Anche a noi ci sembra un'anomalia fin dal primo momento questo discorso dei cani e la circostanza che i cani non sono stati trovati vicino al corpo della povera Ilaria, nonostante sembrerebbe fossero all'interno dell'autovettura. Il lunotto si è rotto e quindi ci sta che gli stessi siano usciti fuori. Non hanno avuto lesione, potenzialmente potrebbe essere anche un fatto che è potuto capitare, ma la circostanza che non sono stati trovati lì nell'immediatezza ci apre degli interrogativi. Beh, diciamolo, magari c'era qualcuno che passava di lì, li ha presi e li ha condotti al guinzaglio. Tra l'altro i guinzagli che sono stati trovati sono proprio i loro guinzagli. E quindi diciamo, se è stata effettuata un'operazione del genere, è stata effettuata da qualcuno che comunque era in possesso dei guinzagli di quei cani. Chiaramente qui è un lato. Perché noi non sappiamo. Io voglio interromperla per dare un altro dato, perché ci è stato riferito, no, che Ilaria aveva l'abitudine, come tutti coloro che hanno dei cani, più di un cane soprattutto, quando li metteva in macchina, questi guinzagli glieli toglieva. I guinzagli venivano tolti anche perché l'autovettura in questione è una piccola utilitaria e mettere due cani, seppur di piccola taglia, e nella parte diciamo del cofano, che è piccolissimo, chiaramente con i guinzagli tra l'altro rischiavano anche di soffocare sostanzialmente, ma al di là di questo anche lei aveva questa abitudine. Sostanzialmente la cosa che fa specie è che siano stati trovati a distanza di tempo con i guinzagli loro. Quindi ecco, il punto di domanda è, Simonetta, tu che sei anche proprietaria di cani, chi glieli ha messi questi guinzagli? Ecco, il punto di domanda è questi guinzagli chi glieli ha messi e come mai insomma poi sono stati ritrovati lontani, posto che l'abitudine di Ilaria era quella di, saliti i cani in macchina, fatti entrare i cani in macchina, era quella di togliere questi guinzagli. Ok, questo è numero uno. Numero due, io che adoro gli animali, o i cani o anche il gatto, i miei animali non vanno con gli estranei, scappano. Certo. L'estraneo che, a meno che non sia
una persona conosciuta in famiglia o nell'ambiente, il cane in genere si allontana. Rimane vicino al padrone o si allontana certo. da chi non conosce. Guardate, noi ci eravamo posti anche un'altra domanda e poi faccio intervenire su questo proprio Margherita. Io lo chiedo nel mentre anche a voi, ma gli indumenti sia del Molinari che di Ilaria sono stati analizzati? Noi ce lo siamo chiesti, guardate l'RVM indumenti. Un'altra cosa importante sono gli indumenti. Sono gli indumenti perché che speriamo siano stati correlati, quindi sia nell'analisi medico-legale, che devono essere correlati all'indagine, perché sugli indumenti possiamo trovare tracce della scena, criminis, in questo caso stiamo indagando nel filone, diciamo, dell'omicidio, tracce della scena, tracce dell'autovettura e tracce della dinamica. Anche a livello medico-legale si possono trovare tracce di una precedente colluttazione. Ecco, gli indumenti sono stati analizzati, noi ci eravamo chiesti, io non so se potete rispondere su questo, Sì, se c'è riservo. Diciamo, provo a rispondere io. Così come abbiamo riferito rispetto all'indumento della maglietta, siamo stati proprio io e l'ingegnere a repertarla lì sulla Ma scena era strappata questa maglietta? Ed è stata fatta anche una consulenza da parte dell'ingegnere messa a disposizione dell'ufficio di procura. Non abbiamo accesso al fascicolo completo e quindi può darsi che sicuramente avranno fatto delle analisi. Rispetto ai vestiti di Ilaria sono stati visionati dai medici legali, ma a dire la verità non sono stati consegnati alla famiglia e parrebbe nemmeno sequestrati dall'ufficio di procura. E quindi questi vestiti non sono stati analizzati? Sono stati analizzati in sede di autopsia da parte dei medici legali dell'ufficio di procura e anche dal nostro consulente che era presente. Sono stati fotografati, ma torno a ripetere, dovevano essere consegnati alla famiglia o comunque sequestrati e in realtà non sono stati né consegnati e parrebbe nemmeno sequestrati. Ma Luca Chianelli, perché invece è importante analizzare questi, sarebbe stato importante? È importante perché possono dirci qualcosa in più che magari non sappiamo, oppure darci delle conferme o anche delle smentite sulla dinamica dei fatti. Voglio dire per esperienza diretta che nella parte medico-legale col dottore Cavalcanti, col dottore Vecillo, finché non si chiude l'indagine e anche poi a distanza di tempo i reperti sono comunque in sequestro nel senso che il consulente che in sede di esame autoptico ha questi indumenti a disposizione e possono essere messi a disposizione in qualsiasi momento. Però è una procedura, è una prassi. Nel momento in cui si deposita la consulenza, come dire, non è un automatismo depositare e restituire all'ufficio corpi di reato i reperti. Possono passare mesi o anche anni. Margherita Corriere, una storia... Prego, prego. Magari poi nel dibattimento si chiede una perizia e quindi devono essere di nuovo riesaminati. Quindi non possono essere restituiti. No. Allora, guardate, rispetto a quelle che sono le conclusioni anche difensive che sostanzialmente avvocato contestano il fatto, ad esempio l'attendibilità della testimone che dichiara di aver visto sfrecciare questa autovettura perché la rilevazione TGM dell'ANAS, il traffico giornaliero medio, rileva queste due autovetture ma non ne dà né la targa né il modello, però ingegnere c'è una compatibilità di... Esatto, è un impianto che non è un impianto diciamo di videosorveglianza per cui si riesce a recuperare il modello e la targa, però data la dimensione del veicolo e in particolar modo la lunghezza, riesce a registrare la lunghezza del veicolo che in quel momento sta circolando. Siccome la Volkswagen Up è una macchina che ha dimensioni ridotte quindi ha una lunghezza abbastanza particolare e non usuale, e si è andata a verificare effettivamente la frequenza di quel dato rispetto al dato TGM, quindi è facile osservare e dovendo anche che cosa riscontrare il doppio transito perché all'andata e al ritorno. Quindi se io ho una dimensione
al netto del centimetro che il sistema può rilevare, ma che è compatibile anche con i tempi di andata e di ritorno, è chiaro che stiamo parlando di quel quell'autovettura, certamente. Un'altra cosa che dicono, che contesto nel fatto sull'attendibilità sempre, che la testimone possa essere stata in un certo qual modo, come posso dire, aiutata o anche suggestionata dal fatto che all'indomani sono comparse dappertutto fotografie del Molinari e quindi potesse essere suggestionata. Inoltre che diciamo, l'attività che riguarda proprio il sedile, la lunghezza, non è assolutamente, secondo la difesa, attendibile, perché la sorella di Ilaria è più bassa di Ilaria di 2 centimetri e che il giorno dell'incidente Ilaria avesse o viceversa Alessia avesse delle scarpe con un tacco di 3 centimetri che Ilaria non aveva, e quindi queste due cose, diciamo, sommate arriveremo a un numero di centimetri secondo loro che confuterebbero in un certo senso quanto sostenuto dal CTU. Allora, rispetto chiaramente in generale, non all'aspetto specifico, perché torno sempre sul dato di partenza che non è corretto. Siamo in una fase, tra l'altro, dove molto probabilmente ci sarà un tribunale di libertà andare ad analizzare prova per prova, ma da un punto di vista generale le testimonianze in generale sono sempre da porre nella giusta attenzione, perché comunque in ogni caso uno riferisce un dato per come lo rappresenta lui, e visto che passa comunque del tempo, che può essere una settimana, un giorno, è un ricordo che uno va a reperire. Ci sono degli studi, credo che la dottoressa Simonetti su questo potrebbe essere molto, molto più attenta rispetto a quello che sostengo io, ma l'aspetto, diciamo, su questo punto, torno a ripetere, sul quale basa diciamo tanto sia l'ufficio di procura e anche l'ordinanza del GIP, è il dato che sul pomello dell'autovettura, del cambio dell'autovettura e sullo sterzo ci sono solo delle tracce biologiche dell'indagato e non di Ilaria. Questo dovrebbe essere, diciamo, quello che noi chiamiamo la prova regina, chiaramente in questa fase cautelare, che può comunque avere sviluppi successivi in dibattimento. C'è sempre una presunzione di innocenza che va salvaguardata fino al 3° grado di giudizio, figuriamoci in questa primissima fase. Prego. Sotto l'aspetto prettamente tecnico non era importante solo capire la distanza diciamo, della pedaliera rispetto alla posizione, ma è anche proprio la postura alla guida. Noi non dobbiamo dimenticare che stiamo affrontando un tracciato montano, quindi una serie di tornanti. Sono stati ingegneri allegati anche una serie di filmati reperiti proprio dal web, no? Sì, l'ha fatto il consulente perché aveva una modalità di guida particolare. Sì, il consulente della procura ha inteso fare anche questo raffronto, diciamo, a supporto di questa tesi, di questa prova tecnica, dove erano presenti tutti i consulenti della procura, quindi sono stati anche difesa anche della procura, per dire quelli che hanno, diciamo, dato le linee guida del tipo di esperimento. È chiaro che eravamo presenti sia noi che poi i consulenti dall'altra parte, però le linee guida della tipologia di esperimento le hanno date loro, ma per un riscontro che avevamo fatto anche noi. Ma conta anche la possibilità di cambio, la possibilità di poter agire e fare in modo che uno sia stabile, soprattutto in un tracciato difficile come quello che si stava affrontando. Allora, guardate, abbiamo veramente terminato il tempo. Un'altra cosa che mi ha colpita in questa diciamo, ordinanza è il fatto che la portiera, cioè quello che si suppone è che Ilaria sia uscita fuori, no? Perché si è aperta questa portiera, o più verosimilmente dal finestrino anteriore, perché pare che fossero entrambi aperti al momento dell'impatto, sia quello del lato guida che quello del lato passeggero. Questa portiera che si apre e che però meccanicamente non si spiega come si è potuta aprire, addirittura si dice o è stata la stessa Ilaria a aprirla, o diciamo attraverso delle torsioni meccaniche proprio dovute al ribalzamento della macchina si apre in modalità. Voi vi siete fatti un'idea della dinamica di come è potuto accadere questo? Questo è esattamente il supplemento di indagine che stiamo se mi vuole io posso venire a collaborare con lei, scherzo ovviamente. Faremo un'equipe rispetto a questa situazione, nel senso che è l'interrogativo. Allora,
Abbiamo, per quello che ci concerne, quindi al netto delle valutazioni di altri consulenti e di quello che poi potrà Ingegnere, essere io gliela emerso. faccio la domanda, lo so che tanto lei non mi risponderà, ma può essere che Ilaria aveva capito il pericolo che stava correndo in quel momento, l'alta velocità, il clacson, e ha tentato magari di uscire dalla macchina? Questa è una domanda, non mi risponda, non mi risponda, però io me lo sono chiesto e glielo dovevo chiedere. Voglio invece farvi vedere l'ultimo veramente RVM realizzato sempre in quello speciale che riguarda il parabrezza e dopodiché chiudiamo. La parte esterna è altrettanto importante, perché soprattutto quella parte del parabrezza, perché lì si possono e si devono fare quindi gli accertamenti, una ricerca di tracce biologiche sul parabrezza, sulla parte del tettuccio, ma anche Luca, te la faccio sull'area del cofano. la domanda perché... brutta, la domanda, cioè qualora si trovassero ad esempio, non nel caso di Ilaria, ma dei capelli della vittima, no? Sul parabrezza, questa cosa, che segnale potrebbe dare? Ci possono essere degli elementi discriminanti, perché nel caso in cui, nell'ipotesi, si tratti di un omicidio, no? Di un omicidio volontario, quindi con un caricamento di un pedone che si trova in questa posizione, e quindi generalmente la posizione che viene poi sbalzato sul cofano poi arriva anche sul parabrezza e poi viene scaricato all'indietro, dipende anche dalla velocità, però si trovano tracce sugli arti inferiori a livello medico-legale, però nel momento in cui urta violentemente sul cofano, soprattutto sul parabrezza, in questa parte qua è capitato, in alcuni casi di omicidio che abbiamo fatto, di ritrovare formazioni pilifere, capelli. Attenzione, lo ribadisco, non stiamo parlando stiamo parlando in maniera assolutamente generica. Del soggetto che viene caricato, ma anche tracce di sfaldamento, perché l'impatto è violento, di tessuto epiteliale, quindi per l'impatto violento. Quindi in modalità forense, con lampade forensi di un'autovettura protetta no? A livello... Quindi, diciamo, ci auguriamo che la vettura sia stata custodita e protetta perché dagli lì, agenti in questo atmosferici. campionamento potremmo trovare delle tracce biologiche. In realtà il capello viene poi ritrovato, lo dicevamo adesso, con l'ingegnere all'interno dell'abitacolo. Ricordiamo che tra le diciamo, cose che hanno convinto la Procura a chiedere ciò che ha chiesto c'è anche il fatto che Molinari è risultato essere positivo, me lo conferma avvocato, sia alla cocaina che alla cannabis, che ovviamente era sotto l'effetto anche un tasso alcolemico importante, diciamo, elevato. Questo sì, ce lo può c'era confermare? Anche, almeno è risultato una guida anche spericolata del soggetto che guidava, perché in un punto dove c'era un limite di velocità di 50 km/h il consulente dell'ufficio di procura ha determinato la velocità in 80 km/h. Quindi su un limite di 50, è corretto? Come? Tutte e tre, sì, contemporaneamente. Tutte e quindi tasso alcolemico, cocaina e cannabis. E cannabinoidi, quindi diciamo era uno stato di ovviamente capiamo bene, insomma, di non estrema lucidità. Io devo ringraziare... Anche sotto questo punto di vista chiaramente precisiamo che siamo in una fase comunque di indagine, c'è l'ufficio della difesa che in qualche modo contrasta anche alcune, non l'uso dell'alcol, che a dire la verità anche all'interrogatorio è stato ammesso, ma sugli altri aspetti diciamo sta svolgendo delle difese, quindi chiariamo che al momento sono dei dati ancora in attesa di conferma definitiva. Allora, guardate, la famiglia di Ilaria, la famiglia Mirabelli, che per prima non ha mai cercato capri espiatori, men che meno oggi abbiamo inteso noi farlo, perché quello che invece è importante è accertare la verità, perché è morta, lo ripeto, una ragazza di soli 39 anni che ancora aveva tutto il tempo di realizzare i suoi sogni, di vivere la propria vita con serenità, gioia accanto alla sua famiglia e anche ai suoi cagnolini. Per cui ecco, quello che noi speriamo, e l'ho detto anche durante lo speciale, è non ritrovarsi tra 20 anni, come nel caso, come altri casi purtroppo che diciamo in Calabria si sono verificati, a dover ancora capire come sono andate le cose. Ecco, quello che noi ci auspichiamo è che ci sia una velocità importante che ci consenta di arrivare e di mettere la parola pace
di dare la parola veramente, un conforto alla famiglia di Ilaria. E poi volevo ringraziare Piero Arena, perché se oggi è stata possibile la costruzione tecnica della trasmissione è stato veramente grazie a lui. Come sempre ringrazio anche il regista Luca Achito e ringrazio tutti i miei ospiti, Luca Chianelli, l'avvocato siciliano, l'avvocato Margherita Corriere, l'ingegnere Coscarelli e la professoressa Costanzo. Grazie mille per averci seguito, ci vediamo mercoledì prossimo sempre in diretta e sempre su TEN.